buongiorno. E proprio su questo filo del discorso per cui le parole ci vengono in aiuto. Sentite? Proprio su questo filo del discorso per cui le parole ci vengono in aiuto per orientarci e per parlare di psicologia, ma anche con la psicologia. Io ho scelto il termine potere perché descrive il mio progetto di ricerca. E potere è infatti la parola che mi permette di entrare nel mondo carcerario, un mondo che è rigido e gerarchicamente strutturato. Potere è anche quel costrutto che viene interiorizzato da una parte di uomini, i cosiddetti uomini maltrattanti, che non per qualche forma di psicopatologia, ma per una cultura maschilista e sessista introiettata, si sentono legittimati ad usare la violenza contro il genere femminile. Ecco che allora il potere, che letteralmente significa possesso dei mezzi per raggiungere determinati scopi, in questo mio progetto permette di comprendere come il potere e questi uomini in particolare siano quindi in possesso proprio letteralmente delle donne su cui si sentono legittimati appunto a compiere delle violenze. Ecco che allora il dizionario, le parole mi permettono di orientarmi e dare quindi un senso e anche una definizione all'intero mio progetto. Grazie, Ora lascio la parola alla mia collega che vi mostrerà l'altra faccia della medaglia, quella meno diffusa, che non è la violenza uomo-donna, ma donna-uomo. Grazie. Buongiorno a tutti. Come ha anticipato appunto la mia collega, esiste un'altra forma di violenza che è la violenza subita dagli uomini da parte delle donne. E le parole che infatti ho scelto sono proprio quelle di genere e violenza, perché l'obiettivo è quello di introdurle all'interno di un'unica espressione che è appunto violenza di genere, in modo da, perché mi piacerebbe, no, che oggi nella nostra società si potesse parlare di violenza di genere in toto e non solo facendo riferimento alla violenza subita dalle donne. Non a caso l'espressione violenza di genere è stata recentemente sostituita a quella di violenza domestica proprio per aprire la strada a questa nuova forma di violenza riconosciuta e far sì che quindi il genere non sia inteso come la parte debole, quindi come quella parte che subisce violenza, eliminando quelle categorie maschile e femminile che siamo soliti utilizzare. Non a caso per il mio progetto di tesi qualche mese fa ho condotto infatti una ricerca sulla violenza domestica subita dagli uomini all'interno della relazione di coppia ed è emerso che effettivamente è una forma di violenza che esiste in percentuali maggiori con una forma di violenza prettamente psicologica. Grazie. Adesso passo la parola al mio collega. Buongiorno. La parola che ho scelto di primo acchito può risultare curiosa, poiché ho scelto il termine olfattivo. Olfattivo, che sotto il dizionario del professor Galimberti è insieme a sistema olfattivo, in quanto riguarda tutto l'apparato. Ho scelto questo termine in quanto è una parola a me molto legata personalmente e ritengo che gli odori e le sensazioni che essi causano possano essere approfonditi e sondati in una maniera molto interessante, dato che le strutture cerebrali deputate a questo scopo sono molto vicine anatomicamente ad amigdala, sistema limbico e ippocampo. Questo insieme ci porta a un collegamento molto forte e molto vivo tra odori, ricordi ed emozioni. Questo tipo di legame può portare a dei risvolti particolarmente interessanti, soprattutto credo in ambito sia di ricerca quanto in clinica, cose che allo stato attuale delle cose non sono state
a mio parere, così tanto approfondite e ritengo che ci possa essere un'ampia gamma di studi su questa cosa che possano dare un taglio notevolmente nuovo. Ritengo, per quanto riguarda il mio campo di studi, soprattutto nel Death and Dying con la professoressa Testoni, che gli odori, soprattutto l'odore della morte, ad esempio di quando si entra nelle camere ardenti, abbiano un impatto emotivo sulle persone, credo non trascurabile, e che possa avere ricadute sia positive che negative anche in base alla fase del lutto che una persona sta attraversando. E a maggior ragione questo potrebbe essere un taglio da approfondire per vedere se ci possono essere effetti benefici nel ricordo che evoca questo odore o nei ricordi ancora più antichi che vengono evocati appunto tramite questi odori o odori più cari al defunto. E niente, questo è quanto. Buongiorno, la parola che ho scelto è nichilismo, in quanto questo termine mi è molto caro, perché penso che l'obiettivo di uno psicologo sia anche quello di restituire uno scopo a chi l'ha perduto, o meglio ancora fornire gli strumenti alla persona affinché lo possa ritornare a raggiungere. Per il mio percorso di studi, cioè la Death Education, credo sia fondamentale spiegare il più possibile che la morte non è il nulla assoluto, quindi combattere questa accezione, soprattutto partendo da un'età adolescenziale, in cui, come ci ha spiegato molto spesso il professor Galimberti, il nichilismo è permeante, e riuscire così a far cambiare quest'idea fin dalle generazioni con età giovanili. Quindi combattere l'idea della morte come annientamento e quindi come nulla assoluto. Grazie. Buongiorno, io ho scelto la parola neuromarketing, che è una parola non parola, perché rimanda alla psicologia commerciale, però l'ho scelta perché credo sia una parola sottovalutata in Italia, mentre all'estero è molto sentita, e in Italia è un ambito di ricerca quasi trascurato, sia dal punto di vista universitario accademico, sia dal punto di vista aziendale, perché dicevo, le aziende non hanno investito ancora in questo campo. Grazie. L'ho scelta perché mi rappresenta neuromarketing. Mi rappresenta direttamente perché io ho scelto la facoltà di psicologia proprio perché mi permetteva quindi di unire, il neuromarketing mi permetteva di unire le mie due passioni, che sono la psicologia e la fotografia, che mi accompagna da quasi tutta la vita ormai. Grazie. Buongiorno a tutti. La settimana scorsa mi sono trovata con il dizionario del professor Galimberti davanti e cercavo una parola importante, significativa anche in un certo senso per far bella figura. Poi mi sono fermata e mi sono concentrata su quella che è il mio ambito di ricerca. Il mio ambito di ricerca è l'aborto. Sono rimasta stupita perché nel dizionario ci saranno 15-16 righe dedicate a questo tema. Perché? Perché con la legge 194 del 78 alle donne a livello politico e legislativo è stata data la possibilità di abortire, di scegliere di interrompere la propria gravidanza. Ma a livello psicologico nessuna donna sa cosa succede, quali sono le conseguenze a livello psicologico, che possono stare male. Ci sono donne che non hanno neanche più il coraggio di stare vicino ai bambini, che non riescono a guardarli, che non riescono più a stare con il proprio partner. Donne che soffrono e che magari vivono un lutto ma non gli viene permesso. Perché? Perché dicono era solo un feto, non l'hai mai visto, non te ne rendi neanche conto perché aveva meno di 3 mesi di gestazione. Ma quelle donne lo chiameranno per sempre il mio bambino.
Ringrazio il professor Galimberti, la professoressa Dal Corso e la professoressa Testoni per averci dato la possibilità di intervenire in questo convegno molto importante. Questa è la nostra parola.